Siamo qui alla seconda giornata del BIT in compagnia dell'assessore Caner. Tra poco sta per partire una conferenza stampa su non solo Venezia il tema, la soluzione dell'overtourism, quindi un turismo non solo rivolto alla città di Venezia ma a tutta la regione del Veneto. Ah sì, un po' lo scopo è questo. Noi abbiamo deciso di cambiare il nostro brand, The Land of Venice, proprio per utilizzare la conoscibilità di Venezia nel mondo per poter però attrarre turisti nel resto del Veneto. Quindi la soluzione all'overtourism per quanto riguarda la regione Veneto è lo spostare i flussi turistici da Venezia al resto del territorio, un territorio che ha molto da dire e molto da dare, ma che magari è meno conosciuto rispetto ovviamente a Venezia. Certo è che se noi ci muoviamo a livello internazionale con il logo Veneto non ci conosce nessuno, se ci muoviamo con Venezia ci conosce tutto il mondo, forse più anche del Made in Italy. Oggi siamo qui a presentare il nuovo sito internet perché è uno strumento che ci permette di spostare questi flussi, perché grazie al nuovo sito internet noi non solo facciamo un intervento di grafica nuova, innovativa e di contenuti, ma anche introduciamo un nuovo sistema di funzionalità che è il Destination Management System, che ci permette di mettere in relazione e in connettività tutto il territorio regionale. Quindi uno entrando nel nuovo sito www.veneto.eu avrà a disposizione non solo Venezia ma tutto ciò che ci sta attorno. Ieri abbiamo anche presentato il brand nuovo delle Dolomiti con scritto Dolomiti, le montagne di Venezia, proprio perché il turista deve capire che a un'ora e mezza di Venezia dall'aeroporto di Tessera ha le Dolomiti a disposizione, Dolomiti che sono venete, che oltre il 46% delle Dolomiti patrimonio UNESCO sono in territorio bellunese, quindi in territorio veneto. Quindi noi dobbiamo sfruttare anche i nostri hub d'arrivo, come appunto l'aeroporto di Venezia, di Treviso e di Verona, per far conoscere tutto il territorio. Bene, e un trend crescente è sicuramente quello legato all'esperienza del cibo e del vino. Quanto sarà importante l'enoturismo in questa regione? Ormai quasi il 25% delle persone che si muovono a livello internazionale lo fanno con una motivazione legata anche all'enogastronomia, al mangiare bene, al stare bene, al bere bene. Ovviamente il Veneto da questo punto di vista può dire molto, perché 36 prodotti DOP e IGP, 18 DOC e 18 di OCG sul vino, penso che abbiamo molto da dire anche su questo argomento. Non a caso noi stiamo puntando molto sul cosiddetto turismo lento, quindi turismo legato ai cammini, legato al cicloturismo, legato ai cammini religiosi, legato alle ipovie per esempio, alla mountain bike, quindi a tutti quei mezzi che ci consentono di vivere con tranquillità il nostro territorio. Quindi viverlo con tranquillità significa anche assaporarlo. La cosa importante è riuscire a comunicare questi pacchetti anche al turista che vede soltanto Venezia come meta, in maniera da poterlo portare fuori e gestire questi traffici. Non diciamo che non debbano andare a Venezia, anzi noi siamo contenti che vengano a Venezia, sia per Venezia città, ma vogliamo anche far capire loro che c'è anche un territorio da poter vedere alle spalle di Venezia.